Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, stasera vi proporrò un'analisi politica articolata, cesellata, quasi bizantina, che spacca il capello in 4, in 8, in 16. L'analisi politica suona come segue: al diavolo i tecnicismi. A cosa mi sto riferendo? Alla gazzarra che il mainstream antigovernativo sta montando sul decreto sicurezza, nella fattispecie su un singolo specifico provvedimento del decreto sicurezza, che è il famoso bonus di 615 euro non milionario, eventualmente destinato agli avvocati che decidessero di assistere liberamente il cliente migrante irregolare che decide di avvalersi dell'istituto del rimpatrio volontario. Da un punto di vista logico può apparire una banalità, nel senso che esiste il gratuito patrocinio per gli avvocati che difendono gli immigrati irregolari che fanno ricorso contro i provvedimenti di espulsione, quindi soldi degli italiani. In quel caso non si capisce bene dov'è lo scandalo nel caso opposto, ma noi vogliamo ragionare a monte, perché cosa è successo? È successa una normalità della vita politico-istituzionale, cioè a quanto pare sarebbero filtrati dei distinguo tecnici o tecnico-costituzionali dal Colle in una interlocuzione col sottosegretario Mantovano, che poi avrebbe riportato a Palazzo Chigi. Normale, fisiologica, fin sana dialettica tra poteri dello Stato. Come ha ribadito la Premier, ha ribadito il ministro Piantedosi in aula, sono rilievi che non solo non verranno ignorati, ma che verranno tenuti presenti nella codificazione di un ulteriore decreto che va a correggere, smussare questo singolo aspetto. Siamo all'interno della normalità assoluta della vita democratica, cioè nella storia della Repubblica è successo che dei presidenti, dei capi dello Stato abbiano non firmato, restituito all'aula, preso le distanze pubblicamente da provvedimenti del governo, cioè passaggi molto più impattanti e pubblici. È accaduto più volte senza che nessuno abbia parlato di governo in crisi o governo che sta per andare a casa. Cioè si vuole evidentemente montare un caso, speculare a questo, diciamo, montaggio mediatico, è il circo, che non so quale altro vocabolo ci dia la lingua italiana, messo in scena dalle opposizioni che hanno replicato il consueto format schleiniano, no? Quello dell'occupazione del liceo. Cioè hanno trasformato il dibattito in aula, che è compito e fin dovere di un'opposizione rendere anche il più duro e il più arduo possibile per il governo, ma facendo dibattito politico. Invece loro signori hanno fatto occupazione liceale, andando ad occupare appunto i banchi del governo, impedendo i lavori dell'aula. Cioè impedendo che avanzassero le procedure democratiche per trasformare il tutto in una grande autogestione. Questo è stato il contributo costruttivo dell'opposizione. Benissimo, di fronte a questo combinato disposto mediatico-politico, crediamo, speriamo, ma abbiamo ottimi segnali stasera, che il governo vada avanti, perché non è questo il cuore del problema. Il cuore del problema l'hanno definito benissimo sia la Premier Meloni che il ministro Salvini, è la priorità politica che rappresenta per questo governo il tema della sicurezza e del contrasto all'immigrazione irregolare. Lo rappresenta non per una paturnia, come dire, xenofoba del governo, ma in conseguenza di un mandato popolare ottenuto alle libere elezioni. Il cuore del provvedimento riguarda una stretta sui coltelli, che ormai sono diventati l'alfabeto quotidiano delle nostre strade, fin delle nostre scuole, corrispondono a casi di cronaca, tragedie quotidiane, e quindi è un'urgenza della cittadinanza, fuori dalla bolla dei talk che va in fibrillazione per l'occupazione di Elli dell'aula parlamentare.
c'è l'idea del fermo preventivo, essenziale per combattere quei veri e propri casi di guerriglia urbana allestita dai gentiluomini dei centri sociali, vedi caso Torino, vedi caso Askatasuna, una appunto stretta, adottando anche qui non un metodo razzista, ma quel rimpatrio volontario che è un istituto a cui ci sprona l'Unione Europea, che però per una volta evidentemente non corrisponde al Sacro Graal, una stretta sulla sicurezza attorno alle stazioni, che sono diventate vere e proprie terre di nessuno nel nostro paese. Quello è il decreto sicurezza. Chi se ne frega del tecnicismo che verrà sanato a valle, il governo vada avanti, perché il tentativo ovviamente dopo il referendum è di convincerci che è cambiato il momentum, no? L'aria, il clima, e che il governo sia in perenne difficoltà e che questa cosa diventi una sorta di profezia che si autoavvera, no? Col governo che poi, come dire, è costretto a giocare in difesa. No, si ribalti il tavolo, si giochi in attacco, perché ci sono 2 o 3 fronti su cui fare la differenza dopo la sconfitta referendaria, e uno è esattamente la sicurezza. Quindi bando ai tecnicismi, bando ai gattopardi, bando alle cagnare mediatiche. Crediamo e speriamo che si andrà avanti ribadendo che la sicurezza sì è una priorità politica. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo